Amici di Lega Basket Femminile, un cordiale buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, seconda giornata di ritorno della Almo Natur Cup. Su questo campo tra pochi minuti si affronteranno CUS, Energit Cagliari e Famila Vuber Schio, una sfida che vado a presentare in compagnia di due esponenti delle rispettive società, Marcello Vasapollo, vicepresidente del CUS Cagliari, e Paolo De Angelis, invece direttore generale della Famila Vuber Schio. Io inizierei dagli ospiti per una questione di cortesia e di ospitalità anche. Prima di concentrarci su questa partita tornerei sulla sfida di Eurolega in settimana, la vostra vittoria sulla Dinamo Kursk che è stata di assoluto rilievo. Insomma, quali sono state le emozioni, ce le può raccontare? Ma veramente è stata una vittoria incredibile. Abbiamo affrontato Kursk, che è una squadra che, per chi insomma vive il mondo della pallacanestro, è una delle prime 3-4 squadre in Europa, quindi per noi vincere era già un miracolo. All'andata avevamo perso di 5, abbiamo vinto anche di 7, quindi abbiamo ribaltato pure la differenza canestro. È stata un'emozione bellissima, ma l'emozione bella è stata perché Kursk non ha giocato male, cioè Kursk ha giocato anche bene, e la differenza l'ha fatta la voglia di vincere. Io ho visto le nostre come non mai buttarsi per terra come se il campo fosse una piscina, e quindi questo ci ha reso enormemente felici, perché oltre alla questione tecnica c'è stata la questione caratteriale, senza la quale non avremmo potuto vincere. Quindi adesso però ormai è storia, è finita. Giovedì, oggi è domenica, mercoledì giochiamo a Salamanca. Per noi è una partita già da mettere nel dimenticatoio da un punto di vista del risultato, dobbiamo pensare alla partita di oggi. Marcello Vasapollo, coach Mendez nel post partita dopo la Dinamo Kursk ha detto: è come se il CUS Cagliari battesse noi in campionato, ha fatto un po' questo paragone. Voi nei miracoli ci credete però anche quest'oggi? Oggi è veramente difficile. Consentimi di fare i complimenti a Paolo e a tutta la squadra, alla società di Schio, perché tiene altissima la bandiera del basket femminile italiano, e noi siamo i primi tifosi quando loro giocano in Europa e siamo contentissimi per quello che hanno fatto. Per quanto riguarda la partita di oggi, lo sappiamo, Schio è la Juventus del basket femminile, e quindi una vittoria equivarrebbe a un miracolo, quindi insomma ce la giochiamo perché è bello così, ci divertiamo. Mi auguro che venga un po' di gente al palazzetto, perché la squadra di Schio vale la pena vederla, insomma. La squadra di Schio vale la pena, insomma, di essere vista. C'è un tema però che possiamo trovare, che è quello delle trasferte. In questo gennaio caldissimo per voi, 6 trasferte su 9 partite, anche questo è un elemento che conta, potrebbe essere un alleato magari del CUS Cagliari quest'oggi. È un elemento per noi sicuramente che conta, negativo, perché ricordiamoci, sono atleti professionisti, quindi fino ad oggi abbiamo fatto in 15 giorni quasi 8.000 km, domani da qui partiamo per andare a Salamanca, e per cui si cambia letto, non ci si può allenare, cominciamo ad avere i primi problemi alla schiena. Lo sapevamo quando abbiamo visto il calendario di Eurolega e di campionato. Ora il carattere, ripeto, il carattere deve intervenire, perché è chiaro che una situazione del genere presta il fianco a qualche possibile prestazione di tono minore, e quindi, come giustamente hai detto, può essere un alleato per le squadre avversarie. Però io spero nel carattere delle ragazze, che possano superare queste difficoltà, e poi a febbraio cominciamo a respirare. La dirigenza del CUS Cagliari ha fatto un enorme sforzo in settimana, è arrivata una nuova giocatrice, Isabel Romano, arrivata dalla Triestina. Come possiamo presentare questa nuova giocatrice? Insomma, Isabel intanto è una giovane che qualche anno fa era anche di prospetto, era un buon prospetto, ha avuto l'anno scorso un problema a un gomito che l'ha tenuta ferma, ma speriamo, come abbiamo fatto con tante altre giocatrici, di rivitalizzarla.
e di, insomma, in qualche modo di farci dare una mano da lei, soprattutto nel minutaggio e nelle sostituzioni, insomma. Però già negli allenamenti ha dimostrato una gran voglia di imparare a giocare a basket, di entrare nei nostri schemi e insomma, speriamo che ci dia una mano. Paolo De Angelis, scorgendo la lista, non c'è Yakubu, insomma, qual è la situazione in squadra? Un turno di riposo probabilmente per lei? Sì, dobbiamo gestire un po' le nostre atlete cercando di far riposare un pochettino quelle che, come Yakubu, no, hanno maggiori impegni di non solo fisico ma anche mentale nelle partite di Eurolega, e dobbiamo mantenere alto lo stimolo di chi magari nelle partite di Eurolega non ha molto spazio. Per noi Lise è un investimento, è una ragazza alla quale abbiamo fatto un contratto lungo perché pensiamo che nell'arco di un paio d'anni possa diventare una top player e quindi è giusto darle lo spazio che si merita. È chiaro che nelle partite come Kursk è un po' anche se ha giocato e ha anche realizzato, ha fatto la sua parte. Oggi ci aspettiamo da lei una grande prestazione, Yakubu si riposa. Marcello Vasapollo, ti vado a fare una domanda un po' difficile: è meglio levarsi queste partite praticamente impossibili all'inizio del calendario per poi andare a giocarsi, insomma, il rush finale più avanti, oppure sarebbe stato meglio giocarsele pian piano queste sfide? No, ti dirò, forse è meglio giocarle adesso a gennaio. Anche perché poi ci sarà Venezia nel prossimo turno. Sì, insomma, giocarle adesso, riprenderci un po' dal fermo di Natale. Ci sarà un ulteriore fermo per la nazionale, quindi per la Coppa Italia. Adesso vediamo un attimino di prepararci alle partite che poi ci contano veramente per noi. Sta per iniziare la partita, è in corso la presentazione delle squadre, allora io libero e ringrazio i miei due ospiti e vi do appuntamento tra pochissimo per la palla a 2 di KUS Energit Cagliari Famila Vuber Schio. Amici di Lega Basket Femminile, siete collegati nuovamente in diretta dal Palacus di Cagliari, seconda giornata di ritorno della Almonatur Cup. Le campionesse d'Italia in carica della Famila Vuber Schio quest'oggi in Sardegna contro il KUS Energit Cagliari. Allora andiamo a scoprire i quintetti di questa sfida. La Famila Vuber Schio scende sul parquet di Cagliari con Giulia Gatti, Jolene Anderson, Raffaella Masciadri, Ashley Walker e con il numero 44 Martina Bestagno. Dall'altra parte invece per il KUS Cagliari di coach Antonello Restivo salta per la palla 2 Nicolina Milic assieme a lei Cinzia Arioli, Aleandra Cesta, Samantha Pralis e Cristina Benic. Scusate, intanto abbiamo assistito alla prima penetrazione da parte di Ashley Walker, che è andata ad attaccare il pitturato e a segnare i primi 2 punti di questa partita. Io intanto vado a salutare Francesco Aresu, che avete già conosciuto nelle altre partite interne del KUS Cagliari, che mi aiuterà nel commento di questa partita. Buonasera Francesco. Buonasera Roberto e a tutti coloro che stanno guardando sul sito della Lega Basket, e buona partita. Bestagno prova l'iniziativa personale, l'ultimo tocco secondo gli arbitri è stato della difesa del KUS Cagliari, dunque rimessa dal fondo per la compagine veneta. Ricordiamo anche quelli che sono gli arbitri di questa sfida che è diretta da Federico Brindisi di Torino, Elena Colazzo di Milano e Andrea Agostino Cheriscla di Oggiano in provincia di Lecco. Un altro canestro intanto per la Famila Schio, che allunga dunque sul 4-0. Il KUS Cagliari che gestisce il pallone in attacco con Samantha Pralis, la ricezione spalle a canestro da parte di Milic, che lavora contro Bestagno, ma Walker è molto attiva anche in difesa, recupera questo pallone, lo porge all'indirizzo della numero 10, si tratta di Jolene Anderson. La palla sul perimetro, Bestagno ancora per la partenza di Raffaella Masciadri, poi il tiro dalla lunga distanza a segno da parte di Bestagno, giocatrice che fece la voce grossa anche nella gara d'andata, 18 punti per lei, miglior marcatrice per Schio, una partita senza storia, 112-55 il punteggio finale in quell'occasione per Schio terza in classifica alle spalle di Ragusa e Luca, le uniche 2 formazioni che sono riuscite a battere la formazione di Mendez nel corso di questa stagione. Terzo posto, dicevamo, per la squadra veneta, 24 punti in classifica. KUS Cagliari che invece chiude la graduatoria a quota 6 assieme a Vigarano e Geas Sesto San Giovanni. È arrivato un altro canestro dalla lunga distanza, allunga dunque questo parziale la Famila Schio. Ora 10-0 il punteggio, 8 minuti e 11 secondi al termine del primo quarto. Francesco, direi che
Possiamo già rilevare un dato in questa partita: non c'è stato l'approccio cattivo forse da parte del CUS, così come era stato invece nella sfida contro Ragusa, che se vogliamo per contenuti era molto simile a questa. Esatto, e parallelamente possiamo dire anche che la Famila Schio non regala nulla, neanche una palla contesa alle padroni di casa, per cui sicuramente fino ad ora non c'è stato match. Gatti dal palleggio su di lei, a difesa di Samantha Pralis, poi la palla velocissima dentro per Bestagno, che non può ricevere ma recupera, pulisce e segna. Ancora Ashley Walker, protagonista assoluta in questo inizio di partita, e ora 12-0 Famila Vuber Schio in difesa. L'attacco di Benic, cesta con spazio da 3 punti, il suo è praticamente un cross e poi contropiede per Walker, una gazzella praticamente a chiudere il contropiede sotto mano, a segno 14-0 parzialone dunque da parte della Famila Schio e coach Antonello Restivo, che non può fare altro che chiamare time out e vedere di registrare qualcosa, direi soprattutto nell'atteggiamento delle sue ragazze. Terminato il time out chiamato da coach Antonello Restivo, 7 minuti e 22 secondi al termine del primo quarto, 14-0 Famila Vuber Schio, che ha provato quest'oggi a fare da subito la voce grossa qui a Cagliari. Famila Vuber che è reduce dalla vittoria importantissima in Eurolega in settimana contro la Dinamo Kursk, 79-72 il punteggio finale, una vittoria storica che ha regalato alla formazione di coach Mendez addirittura il secondo posto in classifica alle spalle del Fenerbahce, risultato di assoluto prestigio che ha tenuto banco dunque nel corso della settimana nel mondo del basket femminile. Intanto sottolineiamo il primissimo canestro del CUS Cagliari, è arrivato tanto per cambiare dalle mani di Samantha Pralis, miglior realizzatrice del campionato di Serie A1 femminile a oltre 24 punti di media. Intanto punita sotto canestro Giulia Gatti con le infrazioni di passi, difettoso il suo arresto secondo gli arbitri e dunque recupero da parte del CUS, che prova a uscire con energia dal time out chiamato da coach Antonello Restivo. La rimessa di Cristina Benic all'indirizzo di Samantha Pralis, che porta il pallone in zona offensiva, poi il passaggio consegnato di Aleandra Cesta ancora per Pralis, sale Milic per il blocco, il cambio difensivo ottenuto da Walker ma solo per un attimo, poi Pralis si mette in proprio, sbaglia il tiro in corsa, rimbalzo conquistato da Bestagno e poi Gatti a tutta velocità dall'altra parte, non c'è il contropiede, allora ragiona Schio con Bestagno in punta, il passaggio consegnato ancora all'indirizzo di Raffaella Masciadri, un totem del basket femminile in Italia e nel mondo. L'ex giocatrice delle Los Angeles Sparks però perde il pallone, si getta a terra nel tentativo di recuperarlo ma non ci riesce, allora secondo recupero di fila da parte del CUS Cagliari, che timidamente prova a rispondere a questa partenza a razzo da parte della Famila Vuber che è reduce da un'altra vittoria anche in campionato nell'ultimo turno contro Battipaglia, 66-77 il punteggio in favore della formazione veneta, senza Macchi che quest'oggi è a referto, a differenza di Jacobu che non c'è in abiti borghesi. Al seguito della squadra non scendere in campo, l'abbiamo sentito nella fase di presentazione della partita dalla viva voce del direttore generale Paolo De Angelis. Insomma, un turno di riposo per lei ci sta dopo la sontuosa prestazione in Eurolega con 19 punti per la giocatrice nativa del Benin ma francese a tutti gli effetti. Isabel Jacobu intanto prova a prendere la ricezione profonda, sportellate Bestagno contro Arioli che paga una differenza enorme di centimetri, anche di chili a Bestagno. Arriva il fallo di Arioli che si deve un po' aggiustare con le cative per cercare di contenere lo strapotere fisico dell'avversaria. Nuova rimessa in attacco per la Famila Vuber, dimenticata sul perimetro, si trattava della numero 5 Giulia Gatti, è arrivato però l'errore con tanto spazio da parte del playmaker di Schio. Allora CUS Cagliari in attacco con Arioli, bel gioco a due con Cesta che però sbaglia un'altra conclusione che scavalca completamente il ferro, non riesce nonostante si prodighi a recuperare il rimbalzo Nicolina Milic, dunque Schio che può tornare in attacco sul punteggio, lo ricordiamo, di 14-2 più 12 per la compagine allenata da coach Mendes. Qui sbaglia Henderson, recupera il rimbalzo, sbaglia di nuovo, prende un altro rimbalzo e poi fa rimbalzare con grande astuzia il pallone sulle gambe di Cinzia Arioli. Dunque nuova rimessa
in attacco per la Famila Vuber, 5 minuti e 27 al termine del primo quarto. Ashley Walker rimette all'indirizzo di Martina Bestagno, la palla fuori per Henderson e poi ribaltato il lato per Mashadri che ha spazio per il tiro da 3 punti, lo sbaglia, lotta a rimbalzo Benic contro Bestagno, l'ultimo tocco è proprio di Bestagno e dunque rimessa in attacco per il CUS Cagliari. Francesco in serie negativa da ben 7 partite dopo la vittoria, l'ultima che risale al 14 novembre addirittura contro la Fila San Martino con il punteggio di 69-65. Non è più arrivato un risultato utile per la squadra di coach Antonello Restivo, non è certo questa però direi la partita da cui attendersi uno scossone in questo senso. Esatto, così come non lo era la partita di domenica scorsa contro Ragusa, che in realtà le ragazze di coach Restivo hanno giocato tutto sommato bene. Il problema di base, quello che si diceva appunto anche domenica scorsa, è il poco turnover che può fare mister Restivo. Poca profondità di rotazione, diciamo così. Esattamente, però da stavolta, dalla partita di oggi, ci sarà un nuovo innesto che è appunto Isabel Romano, il numero 6 che ancora non è entrata. Vedremo se Restivo potrà allungare un po' di più le rotazioni. CUS Cagliari che non ha praticamente avuto una rotazione in senso stretto, se vogliamo, per molte partite, 5 giocatrici contate a giocare quasi 40 minuti praticamente, è arrivata in settimana Isabel Romano, andremo a vedere dunque quello che sarà il suo apporto. È arrivato intanto un altro errore da parte del CUS, poi dall'altra parte fallo in attacco con la Famila Vuber che dopo quella sfuriata iniziale ha un po' rallentato il ritmo, non segna più da qualche minuto, ormai il punteggio rimane inchiodato sul 14-2 quando mancano 4 minuti e 26 nel corso del primo quarto di gioco. Samantha Pralis chiama lo schema maglia, sale e riceve Cinzia Arioli che osserva il piazzamento delle compagne, serve poi Aleandra Cesta, si propone Benic, non riceve la palla per Samantha Pralis, prova a sgusciare via in mezzo al blocco, palla in mezzo alle gambe, poi ribaltato il lato, passaggio illuminante di Pralis che mette in ritmo Cesta, arriva ancora un errore per la giocatrice italo-argentina del terzo di fila per lei. Intanto la partenza di Mashadri chiusa lungo la linea di fondo, la palla fuori ora per Walker e poi nuovamente in punta da Gatti, si va dentro la Bestagno, ancora in ricezione profondissima contro Aleandra Cesta che voleva dal canto suo una infrazione di 3 secondi. Arriva il fischio arbitrale per punire il primo fallo della partita di Aleandra Cesta con Martina Bestagno invece che potrà andare in lunetta. Allora andiamo anche a vedere le statistiche della partita fino a questo momento. Top scorer incontrastata direi, Ashley Walker a quota 8 punti e 100% dal campo, 4 su 4 per lei. Nel frattempo intanto è arrivato l'errore a cronometro fermo di Bestagno che si rifà però con il secondo libero, 1 su 2 per lei e Schio che muove il punteggio ora sul 15-2. Pralis dall'altra parte mette in ritmo ancora Cesta che non si può esimere, segna dall'angolo in questa circostanza, primi 2 punti dunque anche per la giocatrice in maglia numero 19 del CUS Cagliari. Ora Gatti gestisce il pallone, pick and roll giocato con Walker che poi taglia dentro, recupera bene Cesta, la palla in angolo ma c'è l'intercetto da parte di Cristina Benic, contropiede 2 contro 1, la palla fuori per Pralis che si apre, la finta fa saltare Walker, Pralis sbaglia però la conclusione da 3 punti, sarebbe stato questo un canestro molto importante direi, soprattutto, anzi forse esclusivamente per il morale del CUS Cagliari che sta cercando quantomeno di rendere questa partita interessante. La palla in punta per Henderson, lo show difensivo molto forte da parte di Aleandra Cesta e poi Walker che palleggia, serve nuovamente Gatti, altro pick and roll magistrale giocato tra le due, Walker che non trova però la precisione per chiudere questo bel gioco a 2. Schio che comunque potrà mantenere il pallone in zona offensiva mentre coach Mendez ha già pronto un doppio cambio, esce Gatti, entra con il numero 7 Valeria Battisodo e poi con il numero 6 c'è anche Giorgia Sottane, è uscita invece con il 10 Jolene Henderson. Si può riprendere a giocare qui al Palacus di Cagliari, 2 minuti e 54 al termine del primo quarto, gestisce questo possesso proprio Valeria Battisodo, esce dai blocchi Mashadri con spazio, mette a posto i piedi, esecuzione sontuosa da parte dell'ex giocatrice delle Los Angeles Sparks che allunga allora sul 17
a 4, riguadagna il più 13 la Famila Vuber Schio, mentre il Cuscaglieri attacca. Nicolina Milic ha spazio sotto canestro, ci mette una mano Walker, tocca il braccio della giocatrice del pivot titolare del Cuscaglieri, che potrà dunque andare in lunetta con 2 liberi per accorciare questo parziale. Mancano 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Famila Vuber già ampiamente avanti sul più 13, 17 a 4 il punteggio. Milic intanto sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo. Solamente Samantha Pralis e Aleandra Cesta sono riuscite ad andare a segno nel corso di questa partita. Arriva la firma anche di Nicolina Milic con l'aiuto del ferro anche in questa circostanza. Dunque il punteggio vede la Famila Vuber avanti ora sulle 17 a 5. Giorgia Sottana a gestire questo possesso, si propone Bestagno ma non riceve, c'è invece Battisodo, dall'altra parte Masciadri, la partenza in palleggio, lo scarico dall'altra parte per mettere in ritmo Sottana, il suo tiro però dalla lunga distanza è molto corto. Allora Arioli può ripartire, la palla subito dentro da Milic, che lavora bene con il fisico contro Bestagno ma sbaglia il tiro in semigancio. Famila Vuber che ha già recuperato il pallone e ha iniziato una nuova manovra in attacco con il tiro adesso da parte di Battisodo da 3 punti a bersaglio. Valeria Battisodo che si iscrive dunque al tabellino delle marcatrici. 20 a 5 il punteggio. Famila Vuber che dunque regola fin da subito il Cuscaglieri sul meno 15, altra palla persa che denota direi anche un po' di scoramento da parte del Cus. Transizione magistrale da parte della Famila Vuber Schio con Walker che trova da sotto il canestro del 22 a 5, 1 minuto e 20. Coach Antonello Restivo che protesta intanto in maniera abbastanza veemente all'indirizzo della signora Elena Colazzo di Milano, probabilmente voleva un fischio in precedenza nell'azione offensiva di Nicolina Milic. È arrivato un altro errore questa volta da parte di Samantha Pralis. Schio ancora in attacco con Masciadri, il palleggio, la palla in post per Bestagno che lavora bene col perno, fa secca Aleandra Cesta ma c'era l'infrazione di passi secondo gli arbitri, ha mosso il perno Martina Bestagno. Secondo il trio arbitrale, altro cambio per la Famila Vuber Schio con l'ingresso in campo da parte della numero 12, si tratta di Eva Lisec. C'è stato un cambio, se non sbaglio, anche per il Cuscaglieri, proprio così c'è l'esordio in maglia Cus per Isabel Romano, playmaker in maglia numero 6, che ha rilevato invece Cinzia Arioli, che è andata a prendersi qualche minuto di riposo in panchina. Anche il primo pallone toccato ora nell'esperienza cagliaritana di Isabel Romano, che ha ceduto per Cristina Benic, prova ora a prendere la linea di fondo. Romano trova un bel passaggio per Pralis con tanto spazio, non si fa pregare Samantha Pralis contro la difesa direi morbida in quest'ultima circostanza da parte di Schio. Qui tenta un'altra partenza Lisec, muove però i piedi prima di mettere palla per terra, predica calma coach Mendez. Palla persa da Schio che comunque saldamente avanti, ha già impresso il proprio marchio indelebile su questa partita. 22 a 7, lo ricordiamo a beneficio di chi si fosse collegato solamente in questo momento sul sito della Lega Basket Femminile. 20 secondi al termine del primo quarto con il Cuscaglieri in zona offensiva, Samantha Pralis a gestire il possesso, arriva il blocco da parte di Milic, raddoppia addirittura su Pralis, poi fuori per Cesta che si prende un altro tiro da 3 punti, stavolta è sfortunata Aleandra Cesta. Ci sono 5 secondi per l'ultimo tentativo da parte di Schio, il fallo speso da Pralis su Sottana, fallo della giocatrice americana su Giorgia Sottana, trattenuta, e questa la chiamata degli arbitri, anzi c'è addirittura il fallo antisportivo per Samantha Pralis che non si capacita della decisione arbitrale. Secondo gli arbitri non c'era l'intenzione da parte della giocatrice americana di cercare il pallone, è andata direttamente sul corpo dell'avversario, dunque fallo antisportivo sanzionato a Samantha Pralis con Sottana in lunetta. 2 su 2 per lei, ad allungare ancora per Schio. 24 a 7 le proteste da parte del pubblico di Cagliari. Sottana è pronta a eseguire anche la rimessa. Ancora 2 secondi e Schio che proverà a prendere un altro tiro per allungare ulteriormente il margine di vantaggio. Prova a smarcarsi Battisodo che riceve in questo momento sulla guardia di Romano, non riesce a trovare un tiro in tempo utile. Finisce qui il primo quarto, Famila Vuber Schio subito avanti in maniera netta, importante
sul Cus Energyt Cagliari con il punteggio di 24-7. Piccola pausa per noi, poi ci risentiamo sempre qui dal Palacus, pronti per l'inizio del secondo periodo di gioco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palacus di Cagliari. Ricordiamo il punteggio 24-7 per la Famila Vuber Schio sul Cus Energyt Cagliari. Primo quarto praticamente a senso unico, con un Cus Cagliari che ci attendevamo magari un attimino più combattivo. Francesco Aresu, si stanno giocando anche altre sfide interessanti nel corso di questa seconda giornata di ritorno della Almonatur Cup. Allora, farci un po' il punto della situazione dagli altri campi. Allora, Battipaglia Orvieto all'8° minuto sono 21-16 per le giocatrici di casa, Parma Lucca 20-29, Umberti de Torino 23-19, Sesto San Giovanni Ragusa 16-19, Vigarano Napoli 17-15. E dunque stanno vincendo le due dirette concorrenti della Famila Vuber Schio nell'alta classifica, ovviamente Lucca e Ragusa. Intanto ancora le teste direi molto accese da parte del pubblico di Cagliari. Fallo sanzionato alla formazione ospite. È arrivato un altro cambio, intanto è uscita Aleandra Cesta sul parquet. C'è nuovamente Cinzia Arioli per il Cus Cagliari, cambio anche per coach Mendez. Torna sul parquet Ashley Walker ed esce con il 44 Martina Bestagno, autrice di 4 punti fino a questo momento, con 1 su 1 da 3 punti e 1 su 2 ai liberi, con anche 2 rimbalzi importanti per le giocatrici di assoluto spessore sotto canestro. Intanto attacca Pralis, giocatrice da playground, e l'ha fatto vedere una volta di più, ha fatto tutto da sola, è andata dentro a prendersi la penetrazione, segnando e strappando anche gli applausi del pubblico del Palacus di Cagliari. 24-9 il punteggio quando è passato un minuto dall'inizio di questo secondo quarto di gioco. Ora Lisec che perde però il pallone, lo recupera Isabel Romano, ancora in campo per coach Antonello Restivo. Romano che non sfrutta però il contropiede, decide di arrestarsi. Ora Nicolina Milic prova a lavorare sul blocco Pralis, che poi riceve nuovamente il pallone, accoppiata con Lisec. Vediamo se sfrutta il mismatch. Pralis che torna fuori da Benic, arresto e tiro difficile che Benic riesce comunque a mandare a bersaglio. Segnali interessanti ora da parte del Cus Cagliari, che prova timidamente a ricucire il parziale. Ora 11-24 il punteggio in favore delle campionesse d'Italia, che attaccano con Valeria Battisodo, la palla in post e poi il passaggio per Sottana che sbaglia però la conclusione facile fronte a canestro. Riparte il Cus Cagliari, rinvigorito anche dal tifo del pubblico di casa. Battisodo battuta ancora dal palleggio da parte di Samantha Pralis, davvero sgusciante anche in questa circostanza, costretta al fallo Battisodo, ed è già il secondo della sua partita. Rimessa in attacco per il Cus Cagliari, 2 falli di squadra per la Famila Vuber nel corso di questo secondo quarto, ancora 0 invece per il Cus Cagliari. Samantha Pralis usufruisce del blocco di Nicolina Milic, ora la palla fuori per Benic, circolazione perimetrale, poi si va dentro da Milic accoppiata con Lisec. Bel duello tra le due, mano morbidissima con rilascio molto educato per Nicolina Milic. Altro canestro per il Cus Cagliari, 24-13 ora il punteggio. Prova a rifarsi sotto la formazione di casa, attacca la Famila Vuber, pescata ancora sotto canestro Lisec, che non trova però la forza necessaria per concludere questo layup. Ci riprova ora dalla media distanza e va a segno la giocatrice slovena, classe 1995, uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo nel ruolo di pivot. La Famila Vuber crede tanto in questa giovane giocatrice, lo abbiamo sentito insomma anche dalla voce di Paolo De Angelis nel corso del pre-partita. Intanto è arrivato un altro canestro da parte di Pralis, di talento puro, sta infiammando il pubblico del Palacus. 26-15 ora per la Famila Vuber, si prende una tripla da distanza siderale, Henderson sbaglia, lotta bene al rimbalzo e strappa via il pallone Nicolina Milic. Intanto Samantha Pralis si sente caldissima, prova ad andare in 1 contro 1 contro Battisodo, che però tiene bene. Ancora Pralis, la palla in angolo per Romano, il tiro piazzato è sbagliato, si lotta a rimbalzo Lisec contro Milic, l'ultimo tocco è proprio di Lisec. Francesco, arriva il time out da parte di coach Mendes, se non ho visto male. Segnali timidi però ci sono da parte del Cus Cagliari.
Una Palalis indiavolata, effettivamente il fallo antisportivo fischiatole in chiusura di primo quarto deve aver acceso in lei la scintilla che la sta portando a essere assolutamente immarcabile. Abbiamo notato alcune volte addirittura triplicata sul possesso. Sicuramente il Cus Cagliari è uscito almeno nel secondo quarto di nuovo con una voglia che non aveva mostrato nei primi 10 minuti, più simile questa fase, diciamo, al primo quarto della partita con Ragusa, dove la squadra di Restivo se l'era giocata alla pari con le siciliane. Manca ancora ovviamente molto tempo, però le premesse sicuramente per la squadra di casa sono buone. D'altra parte le ospiti in questo momento hanno fatto, se non sbaglio, 2 punti solamente in questo quarto, per cui coach Mendez sta cercando di catechizzare le sue per non farle abbassare la tensione in questo momento. Un abbassamento di tensioni, direi, può essere il nemico principale per la Famila Vuber, che ha tutti i numeri ovviamente per vincere ampiamente questa partita. Non si devono però rilassare sugli allori di un primo quarto stratosferico le ragazze venete. Punteggio ora di 26-15, Schio che dopo questa trasferta a Cagliari dovrà ancora giocare in trasferta a Salamanca, ancora in Eurolega, dunque un gennaio davvero con lo zaino in spalla per la Famila Vuber. Intanto altro arresto e tiro, tanto per cambiare da parte di Samantha Pralis, questa volta però arriva l'errore, Battisodo è già dall'altra parte, serve Henderson, si smarca ma non riceve Lisec, ora c'è Walker, la palla sull'altro lato ancora per Battisodo, mano sinistra, lo scarico ottimo per Henderson, messa in ritmo e non può esimersi dal segnare il tiro dall'angolo. Jolene Henderson a segno, Jolene Henderson che è giocatrice assolutamente rilevante anche dal punto di vista statistico in questa stagione, infatti è la miglior giocatrice dal punto di vista della produzione offensiva in rapporto ai minuti giocati in campionato. Intanto torniamo in cronaca diretta perché c'è da segnalare addirittura il terzo fallo da parte di Valeria Battisodo, dunque piccolo grattacapo per coach Mendes che già provvede al cambio, torna Giulia Gatti, allora esce proprio Battisodo gravata, lo ricordiamo, di 3 falli. Cus Cagliari in attacco con Cristina Benic pronta a eseguire la rimessa, si smarca e riceve Romano, il palleggio di Romano mentre sale Milic per il blocco, taglia dentro Milic, ancora Romano in possesso del pallone con qualche problema, riesce in qualche modo a recuperare Samantha Pralis, poi la finta, il tiro allo scadere dei 24 secondi, sbaglia Samantha Pralis che poi va a caccia del pallone contro Gatti. È davvero entrata in partita in maniera veemente Samantha Pralis che si vuole prendere la scena, vetrina importante anche per lei se vogliamo quest'oggi contro le campionesse d'Italia in carica. Lisec, bel giro sul perno, il suo tiro però è ancora una volta corto. Ora Henderson fuori, la circolazione perimetrale con Sottana, la palla per Walker che gira attorno a Benic, prende il tiro in semigancio ma lo sbaglia, rimbalzo di energia conquistata da Nicolina Milic. Cus Cagliari in attacco per accorciare, ancora davvero imprendibile Pralis che crea lo spazio per il tiro poi mandato a segno da Benic dopo il passaggio eseguito da Isabel Romano. Un bel Cus Cagliari ora in questo inizio di secondo quarto, si riaffaccia sul meno 10, 28-18 il punteggio, entra in partita allora anche Cristina Benic, quinto punto della sua partita ma risponde con grande freddezza dall'altra parte Giorgia Sottana, campionessa anche lei che non ha certo bisogno di presentazioni. 30-18 ora il punteggio in favore della Famila Vuber. Schio che difende, Samantha Pralis in possesso della sfera e arriva il blocco di Nicolina Milic. Pralis arresto e tiro contro 2 giocatrici avversarie, ancora un tiro corto, un po' esaurito forse l'energia di cui avevamo parlato in precedenza. Samantha Pralis, ora Sottana, bella partenza, fa saltare Aioli e va a segnare. Che canestro da parte di Giorgia Sottana, altri 2 punti, 32-18 ora il punteggio. Diamo di nuovo un'occhiata alle statistiche perché abbiamo già la prima giocatrice in doppia cifra in partita, si tratta di Ashley Walker a quota 10, 5 su 8 al tiro per lei con 2 rimbalzi. Dall'altra parte arriva un errore intanto da parte di Nicolina Milic, da segnalare Francesco anche i 5 punti con ben 6 rimbalzi totali conquistati da parte di Jolene Henderson che ci sta mettendo tanta sostanza quest'oggi, proprio Henderson a mettere in ritmo Walker che però sbaglia, recupera il rimbalzo ed è il 7° della partita. Allora
Henderson. Nuovo possesso offensivo per Schio, 3 minuti e 34 al riposo lungo. Henderson si prende la tripla e la manda a segno contro la mano alzata da parte di Cinziarioli. 35-18 il punteggio. Direi, Francesco, che Schio ha messo a tacere quell'accenno di reazione da parte del CUS Cagliari, rimettendo subito le cose in ordine. D'altronde è un comportamento delle grandi squadre. Appena il coach Mendez ha chiamato il time out, le sue ragazze hanno immediatamente risposto allo stimolo mettendo a segno un parziale di 7-0 che solo adesso una magia della solita Prahalis è riuscita a interrompere con un tiro da 2 più canestro aggiuntivo. Canestro con fallo dunque per Samantha Prahalis, che anche lei arriva in doppia cifra. C'è il rientro in campo intanto per il CUS Cagliari di Giulia Gombac in maglia numero 24, applaudita dal pubblico del Palacus. C'è nuovamente anche Aleandra Cesta. Intanto il libero aggiuntivo realizzato da parte di Samantha Prahalis, che arriva così a quota 11 punti realizzati, diventa dunque la miglior realizzatrice di questo incontro. 35-21, vantaggio sempre solido in favore della Famila Vubereschi. Ora con Masciadri fuori per Walker, il tiro sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, lo strappa via Lise. C'è ancora Masciadri che vuole insistere e fa bene, perché segna ancora dalla lunga distanza. Che giocatrice anche Raffaella Masciadri, classe 1980, lo abbiamo detto e ripetuto, ha fatto la storia del basket femminile in Italia. Il tiro dalla lunga anche da parte di Giulia Gombac, rimbalzo lungo però conquistato molto bene da Milic, che va dentro, sbaglia l'appoggio a canestro. 38-21 il punteggio. Ora 2 minuti e 20, qui Romano si prodiga nel tentativo di recuperare il pallone. Altri cambi in campo con Cristina Benic che torna sul parquet. Durata pochissimo questa parentesi in campo di Giulia Gombac, che siede nuovamente in panchina. Torna in panchina dall'altra parte per Schio anche Ashley Walker sul parquet. C'è nuovamente Martina Bestagno con la canotta nera numero 44. Dal palleggio Giulia Gatti, arresto e tiro sul secondo ferro, ma lavora bene a rimbalzo. Gatti non riesce però a controllare il pallone. Prahalis velocissimo dall'altra parte, infrazione di passi direi piuttosto evidente in questo caso da parte di Cristina Benic, servita sulla corsa, e come ben sappiamo, insomma, servire un lungo sulla corsa è sempre cosa piuttosto rischiosa. In questo caso infrazione di passi assolutamente evidente da parte di Cristina Benic. Dunque Schio che può tornare in attacco con il pallone nelle mani di Henderson, circola sul perimetro la sfera ora per Giulia Gatti, si propone e riceve Masciadri, bell'alto basso con Henderson che però non riesce ad addomesticare questo pallone abbastanza difficile sotto canestro. L'ultimo tocco è stato proprio di Henderson e dunque CUS Cagliari che può tornare in zona offensiva. 38-21 il punteggio, 1 minuto e 54 al termine del primo tempo qui al Palacus di Cagliari. Buon pubblico quest'oggi direi, Francesco, al Palacus, accorso per vedere una formazione che nella propria bacheca vanta qualcosa come 7 scudetti, 9 Coppe Italia, 7 Supercoppe, dominio incontrastato in Italia dove vince tutto addirittura dalla stagione 2012-2013, uno spettacolo cestistico che Cagliari certamente non può vedere tutti i giorni. Allora giusto e doveroso che gli amanti della pallacanestro nel capoluogo sardo siano alzati dal divano per raggiungere il palazzetto e vedere questa partita rimessa dal fondo per la Famila Vuber. Schio, la palla fuori per Raffaella Masciadri che prova a sfruttare il blocco di Lisec, taglia dentro Lisec, riceve invece Bestagno, ma arriva l'anticipo da parte di Romano. Direi assolutamente positivo il suo approccio in questa partita. Lo ricordiamo, Isabel Romano, giocatrice ex Caligaris Triestina, che esordisce quest'oggi con la maglia della compagine universitaria CUS Cagliari, che si è portato in attacco e c'è stato il fallo su Nicolina Milic. Se non ho visto male, Milic, sì, è proprio lei che è stata dunque mandata in lunetta dalla difesa di Schio. Quinto fallo di squadra, esaurito il bonus dunque dalla parte della formazione di coach Mendez. Nicolina Milic segna il primo libero a sua disposizione, il quarto punto della sua partita. Percentuali al tiro non perfette direi per Nicolina Milic, che intanto fa 2 su 2, 1 su 5 dal campo finora per lei, 5 rimbalzi però e addirittura 2 assist, lungo passatore anche Nicolina Milic. Ha l'assist
sicuramente facile. Tra le sue caratteristiche attacca intanto Giulia Gatti, non ferma il palleggio, serve invece Raffaella Masciadri, prova a prendere posizione Bestagno contro la difesa rocciosa però da parte di Cesta, si crea un varco lungo la linea di fondo, Masciadri, arriva il recupero però da parte del Cus Cagliari, palla in mezzo alle gambe per Pralis che si butta dentro e va a subire il fallo di Giulia Gatti. Ancora un'iniziativa personale di Samantha Pralis a seminare il panico nella difesa della Famila Vuber Schio, e c'è un altro time out in campo chiamato da coach Mendez che vuole parlare nuovamente con le sue giocatrici. Riepiloghiamo il punteggio: 38-25 più 13 dunque per la Famila Vuber Schio qui al Palacus di Cagliari sull'Energit Cagliari. 44 secondi invece al termine del secondo quarto. Francesco, andiamo a fare di nuovo il punto della situazione con i risultati dagli altri campi. Battipaglia 38, Orvieto 29, Parma 33, Lucca 37, Cagliari Schio 25-38, Umberti de Torino 36-30, Sesto San Giovanni 26, Ragusa 31, Vigarano 27, Napoli 34. Ci sono varie sfide interessanti sia per l'alta che per la bassa classifica. Lucca vince dunque sul parquet difficile di Parma della Lavezzini 37-33 il punteggio, non una partita facile nemmeno per Ragusa sul parquet del Geas Sesto San Giovanni 31-26 come hai detto prima il punteggio. Poi per ciò che concerne invece la bassa classifica abbiamo ovviamente il Sesto San Giovanni che è sotto e anche Vigarano che perde contro Napoli 35-29. Sono questi alcuni dei risultati che interessano ovviamente anche al Cus Cagliari nell'ottica di riuscire a abbandonare l'ultimo posto in classifica. Cus Cagliari infatti 6 punti in fondo alla graduatoria. 2 su 2 intanto dalla lunetta per Samantha Pralis, 27-38, 40 secondi ora al termine del secondo quarto di gioco. Anderson fuori, ora Gatti riceve Masciadri, si torna fuori ancora da Giulia Gatti, sportellate intanto nel cuore del pitturato, protagoniste Nicolina Milic e Martina Bestagno che stanno dando vita a un duello molto interessante dal punto di vista fisico. Il fallo per Nicolina Milic è rimessa in attacco per la Famila Vuber Schio. Dovrebbe essere il primo fallo della partita, intanto commesso da parte di Nicolina Milic. Cercavo in precedenza il conforto delle statistiche della Lega Basket femminile. Gatti serve Lisec, il tiro dall'angolo a segno con mano morbidissima ancora la giocatrice slovena a regalare il 40° punto della partita alla Famila Vuber Schio. Intanto Cristina Benic con una gran giocata, bella virata, non è fortunata poi con l'appoggio al vetro, arriva un errore, 4 secondi 3 al termine, rimbalzo di Henderson dopo l'errore di Gatti ed è buono il canestro da parte di Jolene Henderson. E allora dopo 20 minuti di gioco la Famila Vuber Schio è avanti sul Cus Energit Cagliari con il punteggio di 42-27. Noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa e poi torneremo nuovamente in diretta dal Palacus, pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Nuovamente in diretta dal Palacus di Cagliari, sta iniziando il terzo quarto della sfida tra Cus Energit Cagliari e Famila Vuber Schio. Dopo i primi 20 minuti di gioco la formazione ospite è avanti sul punteggio di 42-27. Famila Vuber Schio che è tornata sul parquet con Giorgia Sottana, Jolene Henderson che si prende ora il tiro e lo sbaglia, assieme a lei anche Martina Bestagno, Ashley Walker e Giulia Gatti. Per il Cus Cagliari invece Samantha Pralis, Nicolina Milic, Cristina Benic, Aleandra Cesta e Cinzia Arioli che cerca proprio Nicolina Milic nel cuore dell'area. Infrazione di passi, secondo gli arbitri ha mosso il perno in maniera non corretta Nicolina Milic, dunque palla persa a inizio di terzo quarto per il Cus Cagliari. Famila Vuber che torna in zona offensiva ora con Giorgia Sottana, il blocco di Walker che poi taglia dentro la palla sul perimetro che circola molto bene. Gatti trova un buon tiro, Bestagno poi si lotta a rimbalzo, la palla che torna nelle mani delle giocatrici della Famila Vuber Schio. Ancora Walker, il tiro dalla media distanza è sbagliato, stavolta il rimbalzo
controllato da parte di Nicolina Milic. Può partire una nuova azione da parte della compagine universitaria con Samantha Pralis, il passaggio dentro per Milic che poi vuole tornare fuori da cesta, il pallone che carambola sul piede della giocatrice italo-argentina e altra palla persa da parte del CUS Cagliari. Ancora non è cambiato il punteggio dall'inizio del terzo quarto, sempre 42-27, 8 minuti e 57 secondi al termine del terzo quarto. A questo punto direi che non vedremo sul parquet nemmeno Laura Macchi, tenuta probabilmente a riposo, così come Jacobu dal suo tecnico Mendez. Deve fare i conti anche ovviamente con i prossimi impegni la famiglia Wuber Schio, che dovrà giocare a Salamanca mercoledì in Eurolega e poi sarà impegnata in casa contro Umbertide nella prossima sfida di campionato. Altro match impossibile invece per il CUS Cagliari contro la Reyer Venezia, dopodiché inizierà davvero la fase calda del campionato per la compagine universitaria a caccia ancora della salvezza nel massimo campionato di Serie A1 femminile Almonatur Cup. Ora fallo su Cinzia Arioli che andrà in lunetta con 2 liberi. Arioli che non ha ancora segnato in questa partita, non ha a dire il vero neanche preso un tiro ancora, almeno così riportano le statistiche della Lega Basket femminile. Arriva il primo punto, si iscrive dunque a referto Cinzia Arioli, capitano del CUS Cagliari. Ora avrà l'occasione di segnare anche il secondo libero, lo fa Cinzia Arioli. 44-29 il punteggio, 8-15 al termine del terzo quarto. Attacca Schio con Giulia Gatti, il servizio fuori dall'arco per Jolene Henderson e ora Giorgia Sottana, mano sinistra per lei, trova Bestagno in angolo, ancora un tiro per Bestagno, primo ferro per lei, rimbalzo di Pralis che va dietro la schiena, sfida tutta la difesa di Schio, poi decide di tornare sui propri passi, arriva il blocco di cesta, Pralis serve proprio Aleandra Cesta, poi si torna fuori da Cinzia Arioli, il servizio ancora in direzione di Pralis che si prende l'arresto e tiro con mano morbidissima, lo manda a segno e permette al CUS Cagliari di scavalcare quota 30 punti segnati. Ora 44-31 il punteggio con Ashley Walker che prova a rispondere, gran taglia fuori di Aleandra Cesta che recupera il pallone, lo porge ancora all'indirizzo di Samantha Pralis e va a spendere il fallo Giulia Gatti, chiamata arbitrale per sanzionare un altro fallo antisportivo, stavolta da parte del playmaker della Famila Schio, metro arbitrale che direi non è cambiato rispetto al primo tempo di gioco. Un fallo simile è stato comminato proprio a Samantha Pralis nel corso del primo tempo e ora gli arbitri mantengono coerenza da questo punto di vista. 2 liberi e possesso aggiuntivo dunque per la compagine universitaria che prova ancora a ricucire e ora si riaffaccia sul meno 11, 44-33 il punteggio, 7 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. CUS Cagliari ancora in attacco con Cristina Benic che si incarica della rimessa in gioco, il pallone per Samantha Pralis, sale il tifo del pubblico del Palacus, Samantha Pralis sfida Giulia Gatti, arriva lo show difensivo di Bestagno, ancora Arioli fuori dall'arco a servire Aleandra Cesta, raddoppio addirittura su Milic e poi la palla fuori per Arioli, messa in ritmo Cristina Benic che però sbaglia la conclusione con tanto spazio. Sarebbe stato davvero un canestro molto importante per il morale del CUS Cagliari. Schio in attacco con ancora Giulia Gatti che prende una bella linea di fondo, il tiro in corsa di Gatti è però sbagliato, tap out da parte di Benic, la palla termina ancora nelle mani di Giorgia Sottana. Ora Giulia Gatti va a cercare in post Ashley Walker, il taglio di Bestagno non è servito e poi c'è il recupero da parte di Arioli, il taglio di Benic che trova l'equilibrio ma sbaglia il tiro a canestro. Ancora un errore sanguinoso per il CUS Cagliari, transizione di Henderson da 3 punti, implacabile Jolene Henderson a segno per il 47-33, nuovo più 14 per Schio, 10 punti ora anche per Jolene Henderson che arriva in doppia cifra, 8 rimbalzi anche per lei, prova davvero sostanziosa sotto i tabelloni. Giorgia Sottana si mette in proprio, altra tripla per la Famila Wuber Schio, stavolta a opera di Giorgia Sottana. 50-33 ora il punteggio, anzi da 2 punti il tiro di Sottana, dunque 49-33 il punteggio. Segnali difensivi non proprio confortanti per il CUS Cagliari negli ultimi 2 possessi di Schio e allora coach Antonello Restivo decide di chiamare un time out. Io direi che con Francesco Aresu possiamo andare a fare di nuovo un viaggio tra gli altri campi del campionato di Serie A.
Aggiorniamo in realtà solamente due campi, che sono Umberti de Torino 42-40 e Vigarano Napoli 38-43. Le altre partite, ovvero Battipaglia Orvieto, Parma Lucca e Sesto San Giovanni Ragusa, sono ancora i tabellini sono ancora fermi alla fine del secondo quarto. E il risultato di Vigarano comunque è importante per il Cus Cagliari, 6 punti per Vigarano, 6 per il Cus Cagliari, 6 per il Geas Sesto San Giovanni. A quota 8 troviamo invece Orvieto, che anche lei è sotto a Battipaglia con il punteggio dunque di 48-40. Diamo uno sguardo anche alle statistiche, balzano agli occhi i 17 già di Samantha Pralis, 6 su 11 da 2, 0 su 4 da 3 per lei, 5 su 5 ai liberi, un rimbalzo, un assist, un fallo commesso per la giocatrice newyorkese. Dall'altra parte 13 per Jolene Henderson e non 10 come avevamo detto erroneamente in precedenza, 2 su 5 da 2, 3 su 6 da 3 punti, 8 rimbalzi come avevamo già avuto modo di far notare. Alle sue spalle per Schio c'è Ashley Walker con 10 punti realizzati, altro pallone perso intanto dal Cus Cagliari. Sottana va a cercare Walker, si torna fuori da Gatti, bella partenza di Gatti che poi si prende l'arresto e tiro, lo sbaglia e non di poco, rimbalzo controllato in seconda battuta da Pralis che prova a mettere in ritmo Benic. Ora ricezione profonda di Nicolina Milic, accoppiata come sempre con Martina Bestagno, cerca il varco giusto per andare a canestro, costretta a tornare fuori da Benic. Ora ancora il palleggio di Pralis, sta per scadere il cronometro dei 24 secondi, si mette in proprio ancora una volta Samantha Pralis, stavolta il suo tiro termina sul primo ferro, dunque conserva il più 16 che diventa in realtà più 18 Schio, 51-33 il punteggio ora con Nicolina Milic che prova a rispondere dall'altra parte. L'uscita dei blocchi di Cristina Benic, la difesa di Jolene Henderson, esce dei blocchi anche Samantha Pralis, arriva un fischio lontano dalla palla, sanzionato il fallo, sanzionata la difesa di Giulia Gatti, fallo di Gatti del terzo anche per lei, dunque coach Mendez che provvede già ad un cambio, torna sul parquet Valeria Battisodo, esce Gatti, cambio anche per coach Antonello Restivo, richiamata in panchina Cristina Benic con la canotta numero 9 sul parquet. C'è nuovamente il neo acquisto, l'ultima arrivata in casa Cus Cagliari, ovvero Isabel Romano, a un passo intanto dalla palla persa. Cinzia Arioli riesce comunque a metterci una pezza, il blocco di cesta che poi taglia dentro non viene servita, la palla in punta ancora per Nicolina Milic, si sta esaurendo il cronometro dei 24, prende praticamente una preghiera Nicolina Milic cadendo all'indietro allo scadere dei 24 secondi, peraltro nemmeno in tempo utile il suo tiro, 51-33 sempre il punteggio. Mentre siamo entrati nella seconda metà di questo terzo quarto di gioco, Schio in attacco con la nuova entrata Valeria Battisodo che ha già servito Martina Bestagno, la palla circola sul perimetro con Giorgia Sottana, palleggio, arresto di tiro molto ben eseguito, molto elegante anche da parte di Giorgia Sottana che questa volta però non riesce ad andare a segno. 8 punti fino a questo momento per lei con anche 6 rimbalzi, prova importante sotto le planche anche per Giorgia Fontana. È arrivato un altro fallo, intanto fallo commesso, se non ho visto male, dalla giocatrice in maglia numero 10, anzi si trattava della numero 44 come giustamente mi fa notare Francesco Aresu. Martina Bestagno, e dovrebbe essere il secondo fallo della sua partita con Samantha Pralis che ha già mandato a segno il suo primo libero della partita. È uscito intanto di già, anzi non si trattava di Romano, si trattava invece di Cesta che è uscita per fare posto nuovamente a Cristina Benic che avrà riposato siano 20 secondi nel corso di questo terzo quarto. Attacca Schio con Battisodo, ora Giorgia Sottana fa saltare la sua marcatrice Cinzia Arioli, Valeria Battisodo che si prende un arresto e tiro ottimamente costruito dal palleggio e segna il canestro che vale il 53-35 in favore di Schio. Pralis dall'altra parte, tiro in corsa sbagliato, Pralis chiamata a prendersi tante responsabilità nell'attacco del Cus Cagliari. A volte arrivano le magie, in altre circostanze invece arrivano degli errori, ovviamente costretta, come abbiamo detto molte volte, a prendersi delle responsabilità in attacco la giocatrice
americana, miglior marcatrice del campionato di Serie A. Intanto magistrale gioco, magistrale esecuzione in attacco per Schio, messa in ritmo Bestagno sotto canestro, non può esimersi dal realizzare il layup che vale il più 20, massimo vantaggio della partita per la Famila Wuber Schio. 55-35 il punteggio, 3 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, partita che si sta incanalando in maniera sempre più decisa sui binari di Schio che dovrà praticamente solo amministrare da qui fino al termine della partita. Walker addomestica un pallone difficile, mantiene l'equilibrio, gira bene sul perno, si appoggia al vetro e segna il canestro del nuovo massimo vantaggio Schio sul più 22, 57-35. Coach Mendez che vuole far ruotare un po' tutte le sue giocatrici, ha già pronto un altro doppio cambio, dai le ultime indicazioni a Lisec e Masciadri, se non sbaglio dovrebbe tornare nuovamente sul parquet. Qui tiro cadendo da parte di Pralis, sarebbe stato quello che si definisce in gergo un circus shot, non è andato a segno questa volta il tiro di Samantha Pralis, sempre 57-35. Ora può arrivare il doppio cambio per Schio, c'è un cambio anche per coach Antonello Restivo, in realtà con Arioli che esce, torna Cesta, escono intanto con il numero 6 si tratta di Giorgia Sottana, con il 14 invece Ashley Walker. Tornano sul parquet sia Lisec che Masciadri, come vi avevamo preannunciato in precedenza. Ora Bestagno a servire Jolene Henderson, la palla per Lisec, il palleggio, il tiro dalla media distanza, a segno in faccia a Nicolina Milic, realizza altri 2 punti, 59-35. Saggio di tecnica e di personalità anche da parte di Eva Lisec, che realizza così il 6º punto della sua partita, 4 rimbalzi per lei nel corso di questa sfida al Palacus di Cagliari. Nicolina Milic che prova a rispondere con un tiro un po' forzato ora, che si infrange sul secondo ferro, sempre 35 i punti del Cus Cagliari, che ora prova quantomeno a limitare i danni. Valeria Battisodo dal palleggio a cercare il taglio lungo la linea di fondo da parte di Jolene Henderson. L'ultimo tocco è stato proprio di Henderson, secondo la signora Colazzo di Milano. Discutono gli arbitri, c'è probabilmente un cambio di decisione. Schio che verosimilmente tornerà in possesso della sfera, anzi no, non cambia decisione, determinata la signora Colazzo. Cambio intanto per il Cus Cagliari ancora, con Nicolina Milic che va a riposare ancora presumibilmente per pochi secondi, linea di massima, e torna sul parquet Giulia Gombac con la canotta numero 24 per il Cus Cagliari. Ora il consegnato di cesta all'indirizzo di Pralis che dà fuori per Benic. Ora Romano, la partenza lungo la linea di fondo, lo scarico difficile, Masciadri capisce tutto dall'alto della sua esperienza, intercetta questo pallone e poi lo porta con grande calma in zona offensiva. Sale Bestagno per il blocco, si propone Lisec, riceve invece proprio Bestagno che ora serve nuovamente a Raffaella Masciadri, palleggio con la mano destra, si va poi da Battisodo che ha lo spazio per il tiro in faccia a Pralis. Sfortunata qui Battisodo, il pallone danza sul ferro e poi decide di uscire, sempre 59-35 in favore di Schio quando mancano 1 minuto e 20 al termine del terzo quarto. Samantha Pralis attende l'arrivo di Aleandra Cesta, il blocco di Cesta che poi si apre per il tiro, il taglio backdoor da parte di Gombac che poi non si capisce con Pralis che tagliava verso il canestro. Ha recuperato Masciadri, fischio intanto lontano dalla palla, a sanzionare Cristina Benic, fallo dunque per la giocatrice con la canotta numero 9 del Cus Cagliari. E Schio in zona d'attacco con 20 secondi per il tiro, 1 minuto e 7 invece al termine del terzo quarto. Martina Bestagno, il passaggio consegnato per Battisodo che poi spezza il raddoppio, la palla termina in angolo per Henderson, sbaglia però dalla lunga distanza Jolene Henderson, lotta, recupera un altro rimbalzo e stavolta segna Jolene Henderson che ritocca ancora le sue cifre alla voce, punti realizzati e rimbalzi anche conquistati. Francesco, se dovessimo eleggere una giocatrice migliore in campo quest'oggi, direi che gli indizi maggiori sarebbero proprio su Jolene Henderson. Assolutamente, sta usando un termine del gergo calcistico, sta pulendo tutti i palloni, si potrebbe chiamare una lavatrice, passateci il termine, nel senso che effettivamente palloni sporchi, palloni complicati, lei con anche in base alla sua esperienza riesce, come in questo caso,
proprio sembra che giochi col pilota automatico, senza bisogno di particolari impegni. Ecco. Volevamo vedere giocatrici di livello quest'oggi al Palacus di Cagliari. Jolene Henderson ha dato un saggio davvero importante di tecnica, di talento. 63-37 il punteggio ora al Palacus. Coach Antonello Restivo prova a limitare i danni, chiama time out per parlare ancora con le sue giocatrici quando è terminato intanto il terzo quarto. Nel frattempo non c'è stato nessun time out, ci eravamo distratti, Francesco, in precedenza elogiando giustamente Jolene Henderson. In realtà è terminato il terzo quarto sul 63-37 in favore della Famila Vuber Schio, in assoluto controllo. La compagine campione d'Italia sta dominando questa partita. Piccolissima pausa per noi, poi torneremo in diretta per raccontarvi l'ultimo quarto di gioco. L'ultimo quarto di gioco al Palacus di Cagliari, 63-37, larghissimo il vantaggio, come era ampiamente nelle attese per la Famila Vuber Schio, anche se Samantha Pralis non è d'accordo, realizza il 23esimo punto personale, vuole quantomeno tenere fede alla sua solita produzione offensiva, la giocatrice americana del Cuscagliari che ora difende a zone. Questa l'arma tattica scelta da coach Antonello Restivo per affrontare questo ultimo quarto. Valeria Battisodo intanto si fa beffe della zona del Cuscagliari, mette un'altra tripla, 66-39. Francesco, ci apprestiamo a vivere 9 minuti e 20 di puro garbage time. Samantha Pralis fuori per Cristina Benic, che risponde però con mano calda dalla lunga distanza. Non ci sta Cristina Benic, che vuole restare il più a lungo possibile in questa partita. Giorgia Sottana intanto dall'altra parte dal palleggio. Lisec fuori ancora da Sottana, circola bene il pallone nell'attacco di Schio, il tiro di Bestagno però non trova il canestro. Fallo intanto speso da Benic, se non ho visto male, su Lisec. Proprio questa la chiamata arbitrale, fallo di Cristina Benic, secondo personale per la giocatrice del Cuscagliari, rimessa dal fondo per Giorgia Sottana. 14 secondi per il tiro di Schio. Masciadri si apre ma riceve Bestagno, ora proprio Masciadri, il tiro dall'angolo di Sottana ancora con mano morbidissima. Giorgia Sottana che arriva dunque a quota 10 punti segnati nel corso della sua partita, 68-42 il punteggio. Samantha Pralis con orgoglio, quantomeno dall'altra parte si propone Romano, non riceve. Samantha Pralis vuole fare tutto da sola, va a subire il fallo della difesa, fallo dunque subito da Samantha Pralis. 8 minuti e 31 secondi al termine di questa partita, che ormai non ha tantissimo da dire dal punto di vista del punteggio. Famila Vuber Schio che dopo quel 14-0 iniziale ha sempre ampiamente tenuto in mano le redini della partita. Cuscagliari che con generosità ha provato quantomeno a farci vedere una partita quest'oggi. Schio che però non ha mai sbandato nonostante la stanchezza dovuta alle tantissime trasferte, nonostante l'assenza di due giocatrici assolutamente importanti, due campionesse di livello internazionali come Laura Macchi e Isabel Iacobu, entrambe rimaste a riposo in vista della partita di Eurolega contro Salamanca mercoledì. 68-44 il punteggio, rimessa in zona d'attacco per Schio con Raffaella Masciadri, servita ancora Sottana, ha trovato la sua mattonella Sottana che va ancora a segno, ancora dall'angolo, ride, scherza con le sue compagne, situazione assolutamente in controllo per la Famila Vuber, ora avanti sul 70-44, 7 minuti e 53 al termine, con Aleandra Cesta che prova a ricucire in qualche modo con orgoglio. Comunque Aleandra Cesta manda a segno un altro tiro da 3 punti, si tratta del quinto punto personale da parte di Aleandra Cesta, 1 su 4 da 3 per la giocatrice italo-argentina che ha conquistato anche 3 rimbalzi nel corso di questa sfida. Si prepara un altro cambio per coach Antonello Restivo, pronta a tornare sul parquet Nicolina Milicesh, Giulia Gombac che non ha lasciato grandi tracce nel corso di questa partita, sta però pian piano cercando di ritrovare la forma fisica, sta cercando di ritrovare il ritmo dopo l'infortunio subito nella parte finale del 2015. Giulia Gombac, giocatrice arrivata dalla Caligaris Triestina, così come Isabel Romano che direi che quest'oggi
ha destato, Francesco, non so se sei d'accordo, una buona impressione, comunque buon impatto nella realtà Cus Cagliari. Sì, un ottimo esordio, anche se poi alla fine magari le cifre non sono magari dalla sua parte, con soli 2 punti segnati e 3 assist, però sicuramente ha fatto vedere che non sembrava quasi di essere un nuovo innesto, ma di essere qua solamente, di essere qui a Cagliari solo da una settimana. Sembra di essere già entrata abbastanza bene dentro gli schemi del Cus Cagliari. Intanto altra tripla di Pralis che arriva a 28 punti. Arriva a 28 punti, come hai detto bene Samantha Pralis, ma quella appena realizzata è la prima tripla della sua partita, 1 su 6 dalla lunga distanza per la giocatrice newyorkese, che ora ci dà un saggio di ball handling incredibile, cercando di andare ancora in mezzo alle gambe contro la difesa della Famila Vuber Schio, chiusa in un angolo romano contro Bestagno e Sottana. Trova comunque una rimessa dal fondo, 6 minuti e 34 al termine di questa sfida, 72-50 più 22 dunque per Schio. E allora direi che possiamo andare a fare un altro giro dei campi per vedere soprattutto cosa stanno facendo le due capoliste Lucca e Ragusa. Lucca continua a vincere sul difficile campo di Parma per 63-49, mentre Ragusa oramai ha tracciato un solco tra sé e Sesto San Giovanni, in quanto sta vincendo per 53-30. Sugli altri campi Battipaglia continua a condurre 64-53 su Orvieto, Umbertide 66, Torino 47, e attenzione al risultato di Vigarano-Napoli, dove Vigarano, dopo essere stata sotto di tanti punti per tutta la partita, si è riprovata a -2 al 34esimo minuto. Spera dunque nella diche Napoli di coach Ricchini, il Cus Cagliari, per cercare appunto di rimanere aggrappato a Vigarano con 6 punti in classifica. Sta perdendo anche il Geas Sesto San Giovanni, come hai ricordato in precedenza, contro Ragusa, sfida ampiamente compromessa per la formazione di Sesto San Giovanni. Ora Battisodo, a palla in angolo per Sottana, che si prende un altro tiro dalla lunga distanza, e tanto per cambiare lo manda a segno. 15 punti ora con questa tripla per Giorgia Sottana, 1 su 3 dall'arco per lei. Intanto dall'altra parte c'è un fallo in attacco commesso da Aleandra Cesta, che spinge secondo il trio arbitrale 75-50 più 25 ora per la Famila Vuber Schio. 5 minuti e 43 al termine della sfida. Cus Cagliari in difesa su Sottana, salita in cattedra davvero nel corso di questo ultimo quarto. Ora grandina con la tripla anche di Raffaella Masciadri, che sale a quota 8 punti realizzati nella partita, la sua seconda tripla, 2 su 2 dall'arco, prestazione perfetta dalla linea dei 6,75 per Raffaella Masciadri. Ora Milic nel pitturato, si fa largo con il piede perno, trova lo spazio per il tiro, però non va a segno Nicolina Milic. Sempre punteggio inchiodato, quota 50 ormai da un po' di tempo per il Cus Cagliari. Ora Bestagno rifiuta un tiro, mette in ritmo invece Sottana, che ci ha preso gusto, stavolta sbaglia. Bel rimbalzo di Lisec, che sale più in alto di tutte. Circolazione sul perimetro con Sottana e poi Battisodo dall'arco, ancora un errore per Schio. Pralis può correre in campo aperto, il passaggio di tocco per Benic, che però rovina il bel assist della giocatrice americana. Non riesce ad andare a segno Cristina Benic in contropiede, piegata sulle ginocchia, stanchissima davvero Cristina Benic, costretta a un minutaggio altissimo, così come praticamente tutto lo starting five del Cus Cagliari. Rotazione leggermente allungata quest'oggi, sono state 7 le giocatrici utilizzate da coach Antonello Restivo. Dalla panchina sono entrate Giulia Gombac e Isabel Romano, sedute fino a questo momento Carlotta Zucca, Giulia Deiana e Delia Gagliano. Vedremo se riusciremo a vedere in opera queste giovanissime giocatrici del Cus Cagliari nel corso di questi ultimi 3 minuti e 58 secondi di puro garbage time, come abbiamo detto in precedenza. Ha riposato quest'oggi anche un'altra giocatrice importantissima di Schio, ovvero Katrin Ress. Non l'abbiamo vista
sul parquet, così come ricordiamo ancora una volta Laura Macchi e Isabel Yakubu. Intanto, come mi fa notare Francesco Aresu in postazione di commento accanto a me, quest'oggi Vigarano al 36esimo di gioco in vantaggio di 1 su Napoli col punteggio di 61-60. Torniamo intanto in cronaca diretta. Samantha Pralis ha perso un pallone, Kus in difesa, ora Cesta sosteneva di aver recuperato questo pallone in maniera regolare. Arriva il fallo invece della giocatrice italo-argentina ed è il quarto personale dunque per Aleandra Cesta, con Martina Bestagno che è pronta in lunetta. Bestagno 12 punti fino a questo momento, che diventano 13 con 4 rimbalzi per la giocatrice classe 1990, 2 su 2 e dunque 14 per Bestagno con 4 rimbalzi. Tanti minuti in campo quest'oggi per lei, 3 minuti e 20 secondi al termine della sfida, con Isabel Romano dal palleggio cerca di battere la sua diretta avversaria, in questo caso si trattava di Valeria Battisode. Poi Milic si appoggia al vetro, manda a segno un tiro che le vale il 7° punto personale di questa partita con 8 rimbalzi, 2 su 9 al tiro, prestazione sfortunata dal punto di vista balistico per Nicolina Milic. Gioco fermo per qualche istante, Martina Bestagno colpita da Milic in maniera ovviamente fortuita nella circostanza precedente. Schiore in attacco proprio con Battisodo, sfida la difesa del Cuscaglieri, trova un passaggio per Masciadri, poi Battisodo che fa saltare Romano, la palla fuori con un gran passaggio per mettere nelle condizioni migliori ancora Giorgia Sottana, che non si fa pregare. Altro tiro da 3 punti a segno, ora sono 18, sale il tassametro di Giorgia Sottana, 18 punti con 2 su 5 da 3, 5 su 8 da 2, 7 rimbalzi, anche questo dato importante anche i 3 assist smazzati da Giorgia Sottana. Intanto Schio che potrà tornare in attacco dopo il fallo commesso dal Cuscagliari. Discussioni tra Pralis e uno dei 3 arbitri, richiamato anche coach Antonello Restivo in panchina. 2 minuti e 37 secondi al termine di questa partita, che non ha assolutamente più nulla da dire. Schio che sta portando a casa il successo dal Palacus di Cagliari, 85-52 il punteggio, vittoria larga come era lecito attendersi alla vigilia per la compagine veneta. Ora Pralis, gran palla per Romano che trova il fallo da parte della difesa. Samantha Pralis che quando decide di battere la sua diretta avversaria in linea di massima lo fa sempre, anche contro difensori di assoluto spessore come sono quelle della Famila Schio. Qui il fallo per Isabel Romano in lunetta, il nuovo acquisto del Cuscagliari a quota 2 punti, primo viaggio in lunetta per lei che sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo. Isabel Romano, playmaker ex Caligaris Triestina, arrivata in settimana alla corte di coach Antonello Restivo. 0 su 2 per lei, rimangono 2 punti solamente a referto dunque per Romano. Bel rimbalzo qui di energia a risultato compromesso. Nicolina Milic va a lottare su un pallone praticamente perso, segnali che i tecnici apprezzano tantissimo, anche anzi soprattutto direi a risultato ampiamente compromesso. Ne nasce una palla recuperata per il Cuscagliari, che può lavorare quantomeno in previsione delle prossime partite, anche la prossima partita proibitiva decisamente per il Cuscagliari, impegnato sul parquet della Umana Venezia, che vinse anche se con fatica l'andata qui al Palacus con azione di coach Andrea Liberalotto, quarta in classifica. 1 minuto e 50 al termine, 85-52 il punteggio, rimessa in zona d'attacco per il Cuscagliari. È arrivato un altro canestro per la compagine universitaria, che ritocca dunque il bottino. 85-54 il punteggio, scorre il cronometro fermato ora dal fischio della signora Elena Colazzo di Milano.
a sanzionare la difesa del Cus Cagliari. Cambio con l'uscita di Romano e l'ingresso in partita, il primo ingresso in partita da parte di Carlotta Zucca, giovane prodotto del vivaio del Cus Cagliari, classe 1998, primo ingresso della partita per lei, che è una guardia ala di 175 cm. Vigarano intanto ancora avanti su Napoli col punteggio di 68-67 a 2 minuti dal termine della sfida, largo vantaggio di Ragusa, più 15 sul Geas, e anche Lucca ha preso il largo contro la Lavezzini Parma, 65-52 il punteggio. Dunque posizioni anche per questo secondo turno di ritorno, direi in linea di massima cristallizzate per ciò che concerne l'alta classifica. Vincono le prime tre, vedremo cosa riuscirà a ottenere Venezia sul campo della Fila San Martino nel posticipo delle 20 della seconda giornata del campionato di Serie A2 femminile. In lunetta intanto Nicolina Milic per ritoccare ancora il proprio bottino personale, segnato il primo libero, sale a quota 8 dunque Nicolina Milic ancora in lunetta. 1 minuto e 22 al termine della sfida. Dopo la sirena finale a caldo, come sempre saremo sul parquet per cercare di carpire le dichiarazioni a caldo dei protagonisti. Coach Restivo per il Cus Cagliari, coach Mendez invece per ciò che riguarda la Famila Vuber Schio. Famila Schiore in difesa contro Samantha Pralis, che si prende il tiro dalla lunga distanza, fallo ingenuo qui da parte di Battisodo, che va a spendere il fallo sul tiro da 3 punti di Pralis, concedendole dunque 3 tiri liberi. Quarto fallo da parte di Valeria Battisodo, non ricorre al cambio coach Mendez, manca solo 1 minuto al termine della sfida. Segna il primo libero Samantha Pralis, che arriva a quota 31 punti, ora 32, 10 su 18 da 2, 1 su 6 da 3 e 10 su 10 ai liberi. Con questo appena realizzato Samantha Pralis 87-59 il punteggio. Si attende ormai solamente la sirena finale, la palla sotto per Lisec contro Milic, lavora col piede perno e poi commette l'infrazione di doppio palleggio mettendo palla per terra 2 volte la giocatrice slovena, palla persa dalla Famila Vuber Schio, che vuole lavorare ovviamente anche con Lisec in questa fase di partita per cercare di farla progredire dal punto di vista tecnico, dal punto di vista direi soprattutto della fiducia in se stessa. Prospetto molto importante, quest'oggi si è ben comportata Eva Lisec, 8 punti, 4 su 6 da 2, 8 rimbalzi per lei e 5 assist, anzi un solo assist da parte di Eva Lisec. Intanto Nicolina Milic sbaglia, poi riesce a correggere. 87-61, 24 secondi al termine della partita. Schio che conduce in porto dunque la 13ª vittoria stagionale a fronte di 2 sole sconfitte ottenute contro le prime della classe, Ragusa e Lucca. Arriva la 12ª sconfitta in campionato invece per il Cus Cagliari, 12ª sconfitta assolutamente nelle previsioni, così come sarà difficile la prossima sfida sul campo di Venezia. Sono altre le partite che faranno la differenza per la compagine universitaria, che ora attacca con Samantha Pralis, fallo su Pralis che andrà ancora in lunetta per cercare di rendere il meno pesante possibile il passivo per il Cus Cagliari. Punteggio ora sull'87-61 con Pralis che segna il primo libero a sua disposizione. Dentro anche il secondo. E dentro anche il terzo per Samantha Pralis. Finisce qui la partita e dunque Schio sbanca il Palacus di Cagliari con il punteggio finale di 87-64, vittoria larga
mai in discussione assolutamente per la famiglia Vuber. Io sono in campo, avremo tra qualche istante ai nostri microfoni i coach Mendez e coach Antonello Restivo. Si salutano le giocatrici. Coach Antonello Restivo che vuole prima parlare con le sue ragazze. Andiamo in direzione di coach Mendez per averlo in diretta. Coach, siamo in diretta. Coach che vuole andare a salutare giustamente gli arbitri prima di concedersi ai nostri microfoni. Coach, possiamo commentare questa vittoria larga com'era? Forse nelle previsioni avevi due obiettivi, ovviamente i 2 punti e anche far riposare qualche giocatrice in vista dei prossimi impegni con un occhio al calendario. No tanto riposar como que qualche giocatrice con problemas musculares que pensamos en no rischiarlas, no? Nel senso che stiamo queste mese veramente impegnativo per noi, che abbiamo tante partite e possiamo lasciare il ginocchio di Isabel Jacobu riposare, Maki infortunata, la schiena di Catherine, anche di Cecilia, no? È stata una partita che non è facile, per noi non è facile giocare contro una squadra che una giocatrice tira mentre le altre guardano, non è facile giocare una difesa così, no? Ma penso che abbiamo stato bravi a limitare il suo gioco e abbiamo preso una bella partita. Le altre due capoliste di questo campionato, Lucca e Ragusa, sono avanti nel punteggio, dunque prosegue la solita battaglia in vetta alla classifica. Voi avete sempre nel mirino il primo posto, il vostro campionato va avanti su 2 fronti però, perché c'è anche questa Eurolega che si è fatta davvero molto interessante a questo punto. No, sicuro, sono 2 grandi squadre, anche Venezia sta giocando molto bene, è una grandissima squadra e sicuramente Napoli si avvicina perché dopo una partenza con tanti infortuni, adesso che hanno recuperato giocatrici sicuramente arriveranno. No? Stiamo giocando secondo me un campionato molto forte con tante squadre buone e veramente bello per tutte. Ora neanche il tempo di disfare le valigie che si riparte in Spagna. Come si gestisce un momento della stagione così delicato dal punto di vista delle trasferte? Come si dosano le energie oggi? Insomma, hai fatto un po' di turnover, cosa è in programma anche nelle prossime sfide da questo punto di vista? Bueno, se dice partita a partita, non possiamo farlo in un'altra maniera, avendo fiducia su tutta la giocatrice del roster. Siamo una squadra che la ultima giocatrice, la giocatrice delle 12, la che meno minutaggio prende 18-20 minutaggio al campionato, è l'unica maniera, no? Giocare con una rotazione ampia, che sicuramente qualche partita del campionato la rischiamo perché la nostra meglio giocatrice non gioca tanto, ma è l'unica maniera di portarlo fino alla fine del mese di aprile, maggio, la finale del campionato, anche la Coppa. Stare al meglio in quanto a salute, in quanto a fisicità. Grazie mille a coach Mendez, molto gentile a concedersi ai nostri microfoni. C'è anche coach Antonello Restivo, un risultato che fa testo fino a un certo punto, ci attendevamo la sconfitta, ovviamente l'atteggiamento però ti chiedo da parte delle tue ragazze, ti ha soddisfatto quest'oggi? No, assolutamente, soprattutto l'inizio non mi ha soddisfatto perché siamo entrati un po' molli, un po' rassegnate, sapevamo che queste partite qua sono impossibili per noi, però voglio sempre un atteggiamento molto più aggressivo al di là del risultato, del punteggio da parte di tutte. Provo ad azzardare un elemento da salvare in questa sconfitta, l'apporto direi di Isabel Romano che mi sembra si sia calata abbastanza bene in questa nuova realtà. Sì, lei è arrivata da poco, quindi sicuramente ha fatto le cose positive. Le cose positive sono state soprattutto l'energia che ci ha messo e poi ovviamente lei è una giocatrice che ci deve dare dei minuti per far riposare le 5 e quindi la dobbiamo utilizzare proprio per l'energia che mette in campo. Questo sicuramente è stato positivo, ma non solo questo, ci sono state anche altre cose positive all'interno di tutto, però l'approccio no. Adesso un'altra sfida impossibile contro Venezia, dopodiché possiamo dire che inizierà veramente il campionato del Cuscaglio. Sì, adesso andiamo a Venezia e cercheremo un po' di recuperare degli acciacchi che abbiamo, poi dopo inizieranno quelle sfide che abbiamo anche il desiderio di giocarle, perché alla fine stiamo provando di fare questa impresa e quindi ci servono quei punti e cercheremo di prenderli, ovviamente con
con un atteggiamento diverso, e sono più che sicuro che sicuramente le ragazze affronteranno quelle partite lì sicuramente con un'altra voglia, un altro PIL, ovvio. Poi non so se arriveranno alla vittoria o alle sconfitte, però sicuramente saremo diversi da quel punto di vista. Grazie mille anche a coach Antonello Restivo, lo lascio andare a raggiungere le sue ragazze. Allora non mi rimane altro che chiudere questa diretta dal Palacus di Cagliari. Io ringrazio Alberto Tosini che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta, e vi do appuntamento alle prossime sfide interne del CUS Energit Cagliari nella Almo Natur Cup. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport